Adesso quando che vedo scusa, che il canale è alto e te che palpitazione. C'è l'amarezza, diciamo, rimane l'amarezza di chi ha vissuto l'esperienza dell'alluvione e che si porterà sempre dentro. Sono passati 5 anni da quel terribile 2 novembre, quando in un attimo l'acqua si è riversata come una furia dentro le case, allagando campi, stalle, aziende, per poi lasciare solo fango e detriti. Forse a partire dal 2010 noi abbiamo preso la coscienza che siamo un comune rivierasco e quindi gli interventi nell'immediato di messa in sicurezza sono stati fatti. Nel corso di questi anni, insieme al Genio Civile, abbiamo monitorato la situazione, sono stati fatti gli interventi. 5 anni di lavori per manutentare canali, scoli, per mettere in sicurezza gli argini. Genio Civile, Consorzio, ma in particolar modo l'assessore regionale Bottacin, al quale chiedere quali saranno gli interventi sì eseguiti in questi 5 anni, ma soprattutto quelli che sono prossimi e che sono stati finanziati. Molto il lavoro fatto dal Genio Civile, ma serve un passo in più e l'opera più attesa è senz'altro l'idrovia. Noi possiamo tenere gli argini bene, però poi il quantitativo di acqua che transita poi alla fine è quello che mette paura. Quindi se si interviene anche a livello di realizzazione di idrovia potrebbe essere veramente la soluzione ottimale per risolvere in via definitiva un problema. Danni per milioni di euro, abitazioni rese inagibili, aziende costrette a chiudere, raccolte, andati perduti, auto e mobili inghiottiti dall'acqua. La Regione decretò lo stato di calamità naturale con il lungo e difficile avvio delle procedure per la richiesta di ristoro dei danni. Allora, grazie al lavoro di squadra di comuni, province e regione, qualcosa arrivò, anche se non tutti ancora oggi sono soddisfatti. Un risarcimento parziale, insomma. Siete fatti bastare? Eh sì, diciamo, ci hanno risarcito alcune cose al 50%, ecco, più o meno, grosso modo. Siamo tornati tutti a casa perché appunto ovviamente non completamente risarciti, anzi devo dire che non siamo stati molto assistiti. Se pensiamo che tutto quello che è accaduto qui non fossero arrivate delle risorse, la situazione sarebbe ancora oggi a 5 anni di distanza drammatica. Invece quelle risorse hanno consentito comunque alle famiglie di mettere di nuovo le loro abitazioni in una situazione di vivibilità. 2 novembre 2010, una data che oggi la gente preferisce non ricordare, è troppo doloroso il pensiero e al contempo le stesse amministrazioni vogliono guardare avanti. Basta, dicono a Casalserugo, parlare di comune alluvionato. È un comune che ha subito nel 2010 ma che insomma adesso si è tirato su, è un bel comune dove venire ad abitare.